Operazione della Guardia di Finanza contro il caporalato, 52 le persone arrestate dalle intercettazioni, frasi scioccanti. Ucciso nelle campagne di Campana mentre si trovava all'interno della sua auto, numerosi colpi d'arma da fuoco che hanno raggiunto la vittima. Conferenza stampa nella sede dell'Ordine dei Medici di Cosenza per la gestione dell'emergenza coronavirus, bilancio positivo. L'Università della Calabria tra gli atenei migliori del mondo, posizione geografica e la presenza di 800 studenti stranieri. Buonasera dalla redazione TG10, dunque i nostri servizi di apertura sono dedicati all'operazione della Guardia di Finanza contro il caporalato, 52 gli arresti dalle intercettazioni, frasi scioccanti, gli immigrati vengono chiamati scimmie. Sentiamo. La domanda Martino, cacci con i scimmie. E facciamo vedere i scimmie, ormai cercano di venire. Gli imprenditori chiamavano scimmie i migranti che venivano pagati 10 euro al giorno oppure 80 centesimi per ogni cassetta di frutta raccolta. Ci sono storie di miseria e di sfruttamento dietro l'operazione Demetra, dal nome della dea dell'agricoltura, condotta dalla Guardia di Finanza tra le province di Matera e di Cosenza e coordinata dalla Procura di Castrovillari. Scoperte 2 diverse organizzazioni che operavano nel caporalato, a volte collaborando tra di loro. Oltre 200 lavoratori sono stati utilizzati, e questo proprio il termine esatto, dalle 2 organizzazioni e sfruttati nel loro lavoro, lesi nella loro dignità. Molti di loro dormivano per terra senza riscaldamento e questo è stato oggetto di numerosi interventi. Sono 60 le persone coinvolte nell'inchiesta partita nel 2017, in 14 sono finiti in carcere, 38 ai domiciliari e per altre 8 persone è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tra gli arrestati anche un dipendente comunale di Corigliano Rossano che favoriva falsi matrimoni tra migranti. Finalizzati a favorire sia la permanenza di soggetti che vivevano in maniera clandestina sul territorio nazionale, che contraevano matrimonio, quindi per acquisire appunto il permesso di soggiorno, sia anche il favoreggiamento appunto dell'immigrazione clandestina, soggetti che potevano venire dall'estero per contrarre matrimonio. Si ritrovavano quel giorno, semplicemente quel giorno, ma non si conoscevano prima e dopo il fittizio matrimonio andavano via per la propria strada. Ovviamente successivamente, dopo pochi giorni, c'era l'annullamento del matrimonio che era servito semplicemente per avere la possibilità di un'iscrizione all'Unilav, all'INPS. La Guardia di Finanza ha anche sequestrato 12 aziende agricole in Basilicata e 2 in Calabria. Erano trattati peggio delle bestie i braccianti sfruttati dai caporali, anzi erano considerati delle scimmie. La domanda Martino, cacci con i scimmie. Raccapriccianti le conversazioni intercettate dai finanzieri di Cosenza nell'ambito dell'inchiesta Demetra, lavoratori usati, sfruttati, uomini e donne utilizzati per il duro lavoro nei campi. Per i caporali non erano esseri umani, ma scimmie appunto, e se i braccianti avevano sete si poteva dar loro da bere l'acqua di un fosso di scolo. Ecco un'altra conversazione intercettata dagli inquirenti. Un canale che gli vero canale se ne un pareto che gli va a carica quella che ti caccigliassi vicino ai canali delle bottiglie. Frasi raccapriccianti, il clima era di oppressione. Ecco quello che i caporali dicevano quando gli operai non arrivavano nei campi. Ma se cazzo sei scimmia tu così? Ma non si è venuto ancora. Ma io ho visto il furgone prima, vedi che si sta come brigadino. Oltre 200 i lavoratori non solo sfruttati, ma anche lesi nella loro dignità. Indagini dei carabinieri di Rossano sull'omicidio di Saverio Santoro avvenuto a Campana. È stato ucciso con alcuni colpi sparati da un fucile calibro 12 Saverio Santoro, il 34enne assassinato questa mattina a Campana, nel Cosentino. L'uomo, che faceva l'allevatore, era conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Il delitto è avvenuto mentre era a bordo della sua auto su una strada fuori dal centro abitato. Ad allertare i carabinieri del rinvenimento del cadavere è stato un familiare della vittima. Sul posto sono intervenuti il PM della Procura della Repubblica di Castrovillari, Valentina Draetta, e il comandante provinciale dei carabinieri di Cosenza, Piero Sutera. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Rossano. Al momento nessuna ipotesi viene fatta circa il movente.
Gravissimo atto ai danni di giovani imprenditori che avevano deciso di aprire un'attività a Cetraro. È stato distrutto il forno della pizzeria rosticceria che avrebbe dovuto aprire in questi giorni. Dura la condanna del sindaco Aita. Il locale nuovo di Zecca, l'entusiasmo per l'apertura, un progetto di alcuni giovani che vogliono darsi da fare in un periodo difficile. La sala cinesca della pizzeria Frigitoria sarà ancora abbassata per un po', finché non si ripareranno i danni causati dal raid messo in atto da sconosciuti che, entrati di notte nel locale, hanno distrutto il forno appena realizzato. Dura la condanna del sindaco di Cetraro, Angelo Aita. È un atto intimidatorio non accettabile, di una gravità assoluta, perché si tratta proprio di 3 ragazzi, padri di famiglia, che in questa condizione anche di pandemia, in questa crisi che stiamo attraversando, hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e di riattivare una pizzeria chiusa e cercare di soddisfare le proprie esigenze. E nel momento in cui stavano per aprire, che era tutto pronto, c'è stato questo vero e proprio atto intimidatorio che spero le forze dell'ordine, che già brillantemente in questi giorni, proprio nella mattinata di oggi, con l'operazione pandemia, sono riusciti ad assicurare alla giustizia delinquenti di questa città. È un atto di una barbarie assoluta, dove non solo vi è la solidarietà, ma la città saprà reagire come ha sempre fatto. È una città che non vuole ritornare indietro, ma che vuole guardare avanti con fiducia, così come ha fatto in questi anni. Torniamo invece sull'operazione Helios con il prossimo servizio. Il giorno dopo l'operazione Helios, che vede 13 persone indagate, tra cui 8 politici di Reggio Calabria, le reazioni non sono tardate. L'indagine che ha portato l'AVR, l'azienda che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Reggio, ad essere posta in amministrazione giudiziaria, ha svelato che la società era un affare dell''ndrangheta e di quella che i magistrati definiscono mala politica. Sotto inchiesta l'assessore regionale Domenica Catalfamo, indagata non per l'attuale ruolo, ma per il suo incarico di dirigente facente funzioni del comune di Reggio nel settore viabilità e trasporti. Ed è infatti proprio il comune di Reggio Calabria ad essere al centro della tempesta, con alcuni esponenti della maggioranza e di giunta indagati. Il sindaco Falco Matà, che non è sotto inchiesta, dichiara che la sua amministrazione ha sempre lavorato nel rispetto della legalità. Lo stesso fanno il suo vice Armando Neri e l'assessore Muraca. Abbiamo lavorato secondo legge e per umanità, dicono rispettivamente. Sereno ed estraneo si dichiara anche l'ex sindaco di Taurianova Fabio Scionti, e la già citata assessore Catalfamo dichiara di avere sempre operato con onestà. Dalle carte dell'inchiesta emerge che i politici, gli altri coinvolti sono Rocco Albanese e Filippo Quartuccio, consiglieri comunali, l'ex consigliere regionale di Selle Giovanni Nucera e il consigliere metropolitano Antonino Castorina, avrebbero utilizzato l'azienda per sistemare persone di loro fiducia e per ottenere questo avrebbero fatto sentire all'amministratore delegato dell'AVR, anche lui indagato, il loro peso politico. Nell'inchiesta figurano anche altri 2 dirigenti della società e altri 2 dipendenti. Nei confronti di questi 2 ultimi l'accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa. All'interno dell'AVR accertati infatti anche gli interessi delle cosche di 'ndrangheta, in particolare del clan De Stefano, attraverso subappalti con imprese compiacenti i cui titolari erano e sono intranei o comunque vicini alla criminalità mafiosa, avrebbero conseguito importanti guadagni. 'Ndrangheta è sempre 'ndrangheta. Anche nel Trentino Alto Adige, secondo le risultanze dell'operazione Freeland scattata ieri, operava una locale diretta emanazione dei clan del Reggino. Sotto l'ombra della Marmolada e delle alte vette meta di turisti di tutto il mondo, il clan Papalia di Delia Nuova era dominus, ma i legami con la casa madre non erano venuti meno, anzi, periodicamente nell'area del santuario di Polsi, con la presenza dei referenti dei clan di Platì, si svolgevano riunioni per pianificare nuovi progetti criminali. Apriamo la pagina dedicata al coronavirus, il bollettino, quello calabrese, anche oggi 0 contagi. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 76.112 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.159, più 0 rispetto a ieri. Quelle negative sono 74.953.
Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 14 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 167 i guariti, 33 i deceduti. A Cosenza 1 in reparto, 24 in isolamento domiciliare, 409 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria 3 in reparto, 8 in isolamento domiciliare, 246 guariti, 19 deceduti. A Crotone 1 in isolamento domiciliare, 111 guariti, 6 deceduti. A Vibo Valencia 1 in isolamento domiciliare, 75 guariti e 5 deceduti. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall'ultima rilevazione, le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 3.593. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Conferenza stampa nella sede dell'Ordine dei Medici di Cosenza per la gestione dell'emergenza coronavirus dall'ASP di Cosenza. È stato un bilancio positivo. Infettive, ma non è un caso nuovo, è un controllo che proviene sempre dal focolaio di Villatorano, che era a domicilio però. La novità dell'ultima ora è sicuramente questa: un paziente anziano che evidentemente ha avuto delle complicanze tali da necessitare il ricovero presso l'Annunziata di Cosenza. L'uomo proviene comunque dal focolaio di Villatorano, che il dottore Marino sottolinea è stato azzerato. Ad oggi possiamo definire un quadro complessivo di contenimento dell'epidemia, a tal punto che i focolai più importanti sono azzerati. E mi riferisco a San Lucio, mi riferisco a Rogliano, mi riferisco a Bocchigliero, mi riferisco a Villatorano. Quindi diciamo che è un ottimo risultato. Certo, non ci deve far inorgoglire, basta, ma è la base di partenza per ancora implementare la nostra attività di screening, perché testare la popolazione significa individuare precocemente, eventualmente ci fosse una positività in qualche individuo, la presenza del virus, e quindi contenere al massimo e al più presto la stessa diffusione. Oggi nella sede dell'Ordine dei Medici di Cosenza si è proceduto ad un esame sulla gestione sanitaria sia in fase 1 che 2 dell'epidemia da Covid-19 nella provincia Abruzia, e quello che è emerso è senza dubbio il non abbassare la guardia, ma anche il coinvolgimento della politica regionale sul tema della sanità. Ho proprio l'impressione che gli eletti della politica si vogliano interessare di sanità soltanto per qualche campanile, difendere qualche reparto, imboscare qualcuno. No, qua si tratta di governare, e il decreto Calabria consente, dopo un anno dall'applicazione, in gran parte di riprendere le fila del discorso in Calabria con i calabresi. Gli eletti devono far questo, sono stati chiamati a governare, prendendosi i rischi del governo, ma anche in qualche maniera il desiderio di fare qualche cosa. Noi non possiamo vedere le altre regioni che si governano da soli, che programmano, che organizzano, e noi invece sempre ad aspettare non si sa che cosa, non si sa chi, con decisioni estemporanee e qualche volta cervellotiche. Noi abbiamo bisogno di un governo del sistema e abbiamo assolutamente necessità di una squadra di direttori generali calabresi che vive in Calabria, di gente che il sabato e la domenica non va fuori, che non vada a Cesena piuttosto che a Milano, che sia in qualche maniera organica della Calabria e che i migliori di noi si interessino di sanità in maniera diretta. Gli esami di Stato al tempo del coronavirus, un esame particolare quest'anno, istituti che si preparano ad accogliere nelle aule i maturandi, la prova il 17 giugno, vediamo qual è la situazione a Crotone nel liceo scientifico Filolao. Finita la didattica a distanza, gli istituti si preparano ad accogliere gli studenti per gli esami di Stato, una prova quest'anno particolare caratterizzata dall'emergenza Covid-19. Questo è il liceo scientifico Filolao di Crotone. Il 17 giugno queste aule accoglieranno i maturandi. Si lavora per garantire le necessarie misure di sicurezza. Le aule vengono pulite e igienizzate. I banchi sono sistemati in modo tale da garantire il distanziamento tra i ragazzi. Abbiamo allestito le 4 aule che saranno sede delle varie sottocommissioni in una ala ben precisa dell'istituto. Abbiamo posizionato e stiamo posizionando i dispenser
diciamo a ridosso di ogni aula, ogni singola aula e agli ingressi dell'istituto stesso. Nessuna prova scritta quest'anno a causa dell'emergenza coronavirus. Gli studenti dovranno affrontare un'unica prova orale. Gli studenti sono in totale circa 235 ovviamente divisi per le 4 commissioni. Ogni giorno verranno esaminati fino a un massimo di 5 candidati e diciamo, abbiamo predisposto sia delle aule al piano terra sia delle aule al primo piano. Questo per cercare di evitare diciamo per cercare di garantire delle distanze interpersonali ed evitare assembramenti e per rendere più agevole sia gli ingressi che diciamo, le uscite. L'UNICAL tra le università migliori del mondo, valutata positivamente la posizione geografica, anche l'alto numero di studenti stranieri, il rettore ai nostri microfoni dice è un successo italiano. L'UNICAL tra gli atenei più blasonati al mondo, il campus di Erkavakata entra nel tempio della QS World University Ranking ed è la prima volta in quasi 50 anni di storia. I requisiti del salto di qualità sono la posizione geografica e la rete di contatti con le altre università del mondo, ben 200. Il rettore ai nostri microfoni dice che è un risultato non solo calabrese ma italiano. Al di là dell'UNICAL l'Italia guadagna importanti posizioni in questa classifica e è il terzo paese in Europa, precedendo anche paesi come Spagna o Francia, in particolare quest'ultima, che investono ben di più dell'Italia nella ricerca scientifica. Quindi l'Italia, grazie alla passione, all'impegno, alla creatività dei suoi ricercatori, comunque arriva in posizione di tutto rilievo. Andando all'Università della Calabria, sì, l'Università della Calabria per la prima volta entra in questa classifica che è considerata la più importante. Io dico sempre che queste classifiche vanno prese con le pinze, insomma non sempre dicono la verità, ma è importante esserci, ma soprattutto è importante a questo punto il fatto che l'Università della Calabria è in tutte le classifiche più importanti. Ora, il fatto che l'Università della Calabria sia considerata tra i migliori in tutte le classifiche mondiali più importanti sicuramente significa qualcosa di rilievo. L'Università della Calabria ripartirà dopo il lockdown e come? Noi stiamo studiando, censendo le risorse disponibili, riscontrando la fattibilità rispetto ai protocolli di sicurezza. Devo dire che la situazione per l'università è piuttosto, per le università in generale, è piuttosto critica, perché mentre per la scuola è stato in qualche modo definito un protocollo ad hoc dal governo, non è stato definito un protocollo di sicurezza sulle misure che devono rispettare l'università. E quindi al momento le regole sono quelle tipo indicate al protocollo INAIL, no? Che mal si adatta alla specificità dell'università, insomma, dove ci sono aule con studenti e quant'altro. Quindi noi abbiamo chiesto dei chiarimenti, diciamo, al governo, di chiarire alcuni punti in merito alle misure di sicurezza da adottare. Attendiamo delle risposte. Ciò non toglie che ora già venerdì ho convocato un senato straordinario per decidere il da farsi. Sicuramente faremo dei passi avanti a breve. Per le elezioni stiamo progettando come rientrare in aula in sicurezza a settembre. Questo è il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, in queste settimane. A breve, tuttavia, ci sono altre attività, vedremo di aprire alcune delle cose che finora sono state chiuse. È il momento della nostra rubrica dedicata alla borsa, vediamo. Le borse europee chiudono le contrattazioni in territorio negativo. Una giornata vissuta nell'attesa della conferenza stampa del presidente Jerome Powell che chiuderà la riunione della Fed iniziata ieri.
Secondo l'Ocse, nel suo Economic Outlook semestrale, il PIL mondiale subirà un calo del 6% nel 2020, che potrebbe persino peggiorare a meno 7,6% in caso di una seconda ondata della pandemia di Covid-19. Scenario ancora più negativo per l'Italia, che dovrebbe registrare una contrazione dell'11,3% o del 14% nello scenario peggiore. Indicazioni che durante la seduta hanno penalizzato gli indici europei, appesantiti anche dalle dichiarazioni del virologo americano Anthony Fauci, che ha definito il coronavirus come il suo peggior incubo e allarmato i mercati su un potenziale ritorno dei contagi in autunno. Gli operatori restano in attesa di quanto emergerà domani dalla riunione dei ministri delle finanze dell'area euro, che discuteranno del pacchetto aiuti destinato alla ripresa dell'economia, oltre alla successione del presidente dimissionario Mario Centeno. Il FTSE MIB di Milano ha ceduto lo 0,9%, l'Ibex 35 di Madrid ha lasciato sul terreno l'1%, il CAC 40 di Parigi lo 0,8%, il DAX di Francoforte lo 0,7% e il FTSE 100 di Londra lo 0,1%. Oltreoceano i maggiori indici di Wall Street viaggiano misti, con il Nasdaq a più 0,5%, l'S&P 500 a meno 0,3% e il Dow Jones a meno 0,5%. Sul Forex il cambio euro-dollaro risale a 1,135, mentre il cambio dollaro-yen scende a 107,2. Tra le materie prime arretrano le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,7% a 40,95 dollari al barile e il WTI a meno 0,8% a 38,66 dollari al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 187 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,54%. Tornando a Piazza Affari, Moncler chiude in testa al principale listino di Piazza Affari a più 3,6%, Denaro anche su Fineco a più 3,5% e Nexi a più 1,6%. Vendite su Unicredit a meno 3,3%, Biper a meno 5% e CNH a meno 5,3%. Grazie e buon proseguimento di serata. Brevissima di calcio prima del meteo, la Vibonese rinuncia a partecipare agli eventuali play-off, una scelta difficile ha detto il presidente Caffo, ma si tratta di tenere in ordine i conti e tra l'altro la partecipazione è sempre subordinata a quanto succederà nella finale di Coppa Italia fra la Juventus Under 23 e la Ternana. Dunque non ce la sentiamo di rischiare, questo in sintesi il pensiero del presidente Caffo della Vibonese. Adesso le previsioni del tempo per le prossime ore. L'ingresso di una nuova perturbazione sull'Italia causerà ancora peggioramento sulle regioni centro-settentrionali, mentre la Calabria resterà ai margini di questa fase di maltempo e sarà solo interessata da una variabilità senza fenomeni di rilievo. Le temperature però subiranno un ulteriore lieve calo e risulteranno di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali. Domani cielo generalmente poco nuvoloso, nel corso della giornata aumento delle nuvolosità sulle aree montuose con possibili locali fenomeni. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani mosso il Mar Tirreno con venti dei quadranti occidentali, poco mosso il Mar Ionio con venti di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando oltre il nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.